L'agricoltura tra crisi e ripresa, un comparto nel quale in questo senso si registrano segnali contrastanti, ma per certi versi in perfetta sintonia con un'epoca di incertezza anche economica come la nostra. Luci ed ombre che si riflettono inevitabilmente anche nella fiera di San Valentino a Pozzoleone, la più antica del Veneto, che si appresta tra poco a festeggiare 500 anni di vita. Il traguardo del mezzo millennio è tagliato con entusiasmo, ma anche con un calo di espositori stimato attorno al 4-5%, un'occasione che viene colta in paese per rilanciare sulla qualità più che sulla quantità dell'offerta. Avere tante bancarelle di solite cose, vestiari, quincaglierie e altro fa comunque comodo perché a livello di numero, ok, porta in casa qualcosa. Qualitativamente cosa vuol dire? Magari più attori del territorio con prodotti locali, specifici, DOP, DOC. Abbiamo così pensato e voluto fortemente, come posso dire, il coinvolgimento di tutti quegli attori che sono nel territorio e vengono qui nel territorio, sto parlando appunto di commercianti, artigiani, agricoltori e quant'altro, per far sì che comunque diventino anche sponsor e partner ufficiali di questa manifestazione. Per Pozzoleone il significato della fiera va oltre la durata temporale della manifestazione, in paese si pensa anche e soprattutto al suo significato economico. Beh, è una sfida importante, deve essere presa un po' come un'opportunità, noi ce la immaginiamo così. Pensiamo di vedere nella Fiera dei 500 anni un rilancio della fiera stessa per tutto il territorio, quindi non solo una fiera agricola, ma una fiera commerciale, una fiera artigianale, un qualcosa che attiri i giovani, ma anche le persone di un'età un po' più avanzata.